Siamo alla The North Face insieme a Matteo Loda, agente per Trentino Alto Adige, e voglio dirvi che il mondo neve è in questa magica teca. Vediamo le preview 2018. Buongiorno a tutti e benvenuti presso il nostro fantastico stand a Dispo 2018. Vado subito con un dettaglio per non rubarvi troppo tempo. Cosa andremo a vedere adesso? La collezione Steep Series, che per la nostra ditta, quindi The North Face, il brand numero 1 outdoor di origine americana, presenta per i suoi consumatori top di gamma nel concetto freeride, quindi un utilizzo quindi neve fresca, big mountain, l'utilizzo un po' più intensivo come concetto. Tutta la linea Steep Series è caratterizzata da un logo, che poi andremo a vedere, che richiama proprio l'autenticità del prodotto e identifica proprio questo consumatore che vuole il meglio per le proprie attività. Non a caso vedete anche gli outfit concepiti partono da modelli quindi con guscio, che adatta quindi tecnologie dal mondo Gore-Tex, quindi laminati quindi con membrana Gore, e imbottiture quindi in Primaloft o piuma, a seconda proprio delle peggiori condizioni climatiche, quindi il meglio del nostro meglio, oserei dire con una battuta, nel senso che è un qualcosa che ci identifica, rende comunque il prodotto top di gamma per il consumatore che vuole sempre il meglio in qualsiasi condizione climatica. E adesso andiamo ancora a vedere l'altro mondo di The North Face. The North, esatto, vi aspetto e Dall'altra Chuck si parte. gira dall'altra parte, quindi ci spostiamo qualche metro e vediamo il tutto. Come promesso siamo nel mondo On Mountain Active. Matteo, top di gamma. Sì, top di gamma in che termini? È un prodotto nuovissimo, quindi legato a una tecnologia in esclusiva con The North Face e Primaloft, quindi due aziende leader, una da parte nel mondo outdoor noi e Primaloft, leader mondiale nell'imbottitura sintetica. Quindi, primo step, cos'è? Prodotto quindi caldo, termicamente molto efficiente, con una nuova struttura a questi reticolati esagonali, quindi che riducono le cuciture, quindi garantendo una termicità molto più ottimale rispetto al Thermoball classico in collezione, e in particolar modo, essendo quindi più pesante, più caldo, adatto anche per i climi più freddi, importantissimo. Oltretutto con degli inserti laterali stretch, quindi che garantiscono e danno in termini proprio di vestibilità, di fit, quindi per un concetto più active, una vestibilità e un look, una appeal molto impattante. Il prodotto quindi essendo quindi a base di Thermoball, quindi pallini di Primaloft, idrorepellente, antivento, quindi una validissima alternativa alla piuma, cioè l'unica vera imbottitura sintetica che si può equiparare alla piuma, ma non essendo piuma molto più trasversale, più facile da lavare, quindi per il classico consumatore, quindi scialpinismo, l'alpinismo classico, il mondo proprio dell'attività praticata, diventa una validissima e solida alternativa alla piuma. Posso dire col mio gusto femminile anche fashion. Soprattutto che sappiamo bene quanto è importante anche l'occhio che vuole sempre la sua parte, quindi assolutamente d'accordo con te, Esatto. sicuro. The North Face è anche attento all'ambiente. Assolutamente sì, l'ambiente ci circonda tutti i giorni, fa parte della nostra vita e quindi dovendo vivere tutti in questo magico mondo della nostra terra dobbiamo anche salvaguardarla. E direi proprio di sì. Avere comunque una cura e un'attenzione anche sul tipo di prodotti che andiamo a utilizzare. Anche in questo aspetto The North Face indubbiamente il leader sempre outdoor nel settore dell'abbigliamento, anche in termini proprio di prodotti, di materiali utilizzati proprio nel creare i propri prodotti, rispetta al 100% quelli che sono gli standard sia qualitativi ma soprattutto a livello ambientale, con il minor impatto ambientale possibile, stando attenta quindi anche al concetto, quindi all'utilizzo del riciclo del prodotto, che non vada quindi a lungo termine a intaccare quella che è proprio la vivibilità, il prodotto, l'ambiente, ma che abbia quindi una seconda vita. Faccio un breve esempio per dire materiale tipo all'interno dei fleece, quindi in Polartec, col 70% di materiale riciclato, fondamentale. Sempre plastica rimane, però se Almeno si ricicla. utilizzando riciclato come avviene nella raccolta differenziata anche in casa, lo stesso concetto lo possiamo portare anche nel mondo e soprattutto dell'outdoor. Noi aziende leader che quindi devono guidare, devono dare un messaggio, anche in questo caso molto importante, quindi indubbiamente di fondamentale importanza. Quindi salvaguardiamo la terra e anche le montagne, e proprio in montagna e sulla neve ci rivediamo. Grazie Matteo. Assolutamente, vi aspettiamo tutti in montagna e soprattutto quindi su Ski Forum per seguirci e vederci, quindi tutti i giorni vi aspettiamo volentieri, assolutamente. Grazie, ciao. Super.